ci dà un'incidenza del 0. Parametri in calo costante, per la Regione Veneto arriva il momento di certezze che vanno a consolidarsi dopo mesi di chiusure e di coprifuoco. Sono dati che fanno auspicare che anche, per esempio, le piscine, che hanno un orizzonte attuale di riapertura al 1° luglio, possono anticipare di circa un mese grazie all'entrata in zona bianca. RT 0,74, incidenza 44,9 su 100.000, quindi noi siamo sotto la famosa soglia dei 50, l'incidenza dei 50 casi sui 100.000 abitanti. Voi sapete che i 50 casi sui 100.000 abitanti devono rimanere per 3 settimane consecutive per passare in area bianca. Da qui anche il calcolo che è stato annunciato, che dal 7 di giugno noi potremmo, se manteniamo un RT di questo tipo, un'incidenza di questo tipo, che oggi è quindi 44,9, 45 su 100.000, quindi tra 3 settimane consecutive passeremo in area bianca, con le conseguenze previste appunto per la classificazione in area bianca. Le vaccinazioni procedono e ci sono 50.000 posti liberi fino al 16 giugno. Si muovono le aziende e c'è una spinta ulteriore per vaccinare comparti in attesa come quello del turismo. Ieri è stata una riunione utile interlocutoria per capire quelle che sono le problematicità operative che loro si trovano a affrontare, portarle se è necessario sui tavoli nazionali, ma anche risolverle se no a livello locale, se alcune possono essere risolte a livello locale, e capire anche la disponibilità rispetto alla vaccinazione di quel mondo qualora ci sia il via libera per partire con le vaccinazioni all'interno delle attività produttive.